junior maschi. In corsia 1 parte Luca Collot, Nord-Est H2O. In 2 Filippo De Meneghi, Zeus Lab Montebelluna. Corsia 3 Daniel Zammattio, Gymnasium Pordenone. In corsia 4 per l'Insport, in questa gara campione italiano giovanile per l'anno 2002 Edoardo Bressan. In corsia 5 Dylan Buonaguro, nuoto gemonese. Corsia 6 Alessandro Visintin, Hydros. In 7 Tobias Valdi, Antares nuoto. In 8 Riccardo Visentin, Hydros. E quindi specialista assoluto dei 200 rana Bressan in corsia centrale, titolo vinto in vasca corta a Riccione, medaglia d'argento in vasca lunga ai categoria estivi. Ha ottenuto già in batteria il record della manifestazione, conquistando anche il suo migliore stagionale. Ha nuotato 2:15:35, questo è il tempo di riferimento, proverà senz'altro a migliorarsi nel pomeriggio. 17:54 in questo momento, quindi orario di fatto ideale per nuotare le gare. Tutte le finali di livello internazionale iniziano a quest'ora. Edoardo Bressan in 4 in vantaggio, e poi attenzione a Tobias Valdi in 7 perché si è un po' nascosto nelle batterie mattutine, specialista dei misti ma in grado di nuotare al meglio anche i 2 rana. Dunque 100 metri, virata di metà gara, Edo Bressan 1:5:68, Dylan Buonaguro 1:6:09, Daniel Zammattio 1:6:14. In corso la sesta vasca, quella che porta gli atleti verso la virata dei 150 metri. Sempre Edoardo Bressan 35:14, Dylan Buonaguro 35:31, Daniel Zammattio 35:37. E quindi ancora Bressan e poi appaiati Buonaguro e Zammattio per contendersi la seconda posizione. Ricordo il record 2:15:35, 2:15:43, quindi per 8 centesimi non arriva il miglioramento rispetto alle batterie. Arriva comunque una bella vittoria per Edoardo Bressan, che vince il titolo juniores. Daniel Zammattio 2:17:44, Dylan Buonaguro 2:17:50.